Dalla Sicilia alla Lombardia l'attacco c'è stato in tutta Italia, pedemontana compresa. Parliamo degli hacker, i pirati informatici, che infatti hanno preso di mira i distributori automatici di sigarette. La prima segnalazione sarebbe arrivata dalla Puglia e subito dopo da decine di rivenditori. Nel mirino sono finiti anche il distributore Kuwait di Rossano Veneto e una tabaccheria di Cassola. Improvvisamente, per un certo periodo, il prezzo dei prodotti si è abbassato a 10 centesimi, con evidenti danni per i gestori. Tra l'altro non è escluso che ci siano gli anarchici pro cospito dietro l'operazione e così qualcuno ha chiuso il distributore, altri hanno comunicato via social con i clienti. I danni ammonterebbero a migliaia di euro. I due gestori di Rossano e Cassola intanto hanno chiesto a chi ha approfittato della situazione di restituire i prodotti. In caso contrario, utilizzando anche le immagini dei video di sorveglianza e i codici fiscali dei clienti che hanno acquistato sigarette, sono pronti a denunciare con nomi e cognomi alle forze dell'ordine.